tutti e buona settimana. Domenica scorsa abbiamo celebrato la solennità di Cristo, Re dell'universo. Attribuire il titolo di Re a Gesù sembra un po' strano, perché noi siamo abituati a pensare alla figura del Re come a chi vive nel lusso, che ha un potere enorme, che domina sugli altri. Invece Gesù si presenta Re come il pastore, che si prende cura delle sue pecore. È Re perché ci guida, è Re perché si prende cura di ciascuno di noi. È Re anche perché ha il potere di giudicare la nostra vita, di giudicare le nostre azioni. E nel Vangelo che la liturgia domenica ci ha presentato, le azioni che sono particolarmente care a Dio sono quelle che testimoniano proprio il prendersi cura. Ero affamato e mi hai dato da mangiare, ero assetato e mi hai dato da bere, nudo e mi hai vestito, ammalato in carcere e mi hai visitato. Piccole cose, piccole azioni che sono alla portata di tutti. Potremmo tradurle davvero nel nostro vissuto quotidiano con grande semplicità e immediatezza. Potremmo anche sintetizzarle in una parola che è stata tanto cara a Pier Giorgio Frassati, la figura di Beato che ci sta accompagnando in questo mese di novembre. Amare, voler bene, un voler bene concreto, non a parole, ma con i fatti. Pier Giorgio apparteneva, ve l'ho già detto, ad una famiglia molto importante di Torino, aveva tante possibilità e colpisce molto ripensare a quel ragazzo che durante il pranzo o la cena prende ciò che è nel vassoio portato dai camerieri al tavolo della sua famiglia per portarlo ai poveri, agli ultimi della Torino di quel tempo. Pier Giorgio che va incontro ai bisogni dei ragazzi, dei bambini della sua città, va ad insegnare a leggere e a scrivere, facendo quello che lo Stato non riusciva a fare, vivendo pienamente la carità. Ecco, io non so ragazzi che cosa dica a voi questo Vangelo e questa figura di giovane che ha vissuto pienamente il comandamento dell'amore. A me riempie di speranza, perché penso alla vita di ciascuno di voi, penso a tutte le potenzialità di amore che avete dentro, a tutte le occasioni che anche in questo tempo di pandemia ci sono date perché possiamo davvero rendere concreto e vivo il Vangelo di Gesù. Non tiratevi indietro. Pensate alle persone sole, alle persone anziane, agli ammalati, ai poveri che abitano vicino a casa vostra. Pensate semplicemente anche a un vostro familiare, a un vostro amico che sta passando un momento di difficoltà. Buttate via l'indifferenza, calpestate l'indifferenza e il silenzio di fronte alle ingiustizie del mondo. Sappiate invece dire una parola di bene e di speranza a tutti, portando davvero buona notizia. La buona notizia più grande siete voi con le vostre scelte e le vostre azioni. Buona settimana a tutti e buon inizio di avvento, perché domenica prossima inizieremo il tempo che ci prepara il Natale.